Ancora sangue sulle strade della regione nella cronaca di un pomeriggio drammatico per la viabilità del Friuli. Una tragica carambola si è consumata sabato 18 novembre, pochi minuti dopo le 16:30 lungo la strada regionale 453 nel territorio di San Daniele del Friuli. Gravissimo l'incidente stradale che ha visto coinvolti una motocicletta e 2 autovetture. L'impatto tra i 3 mezzi è stato violentissimo e ha avuto conseguenze devastanti. Sia la moto che una delle 2 automobili sono state avvolte immediatamente dalle fiamme. L'emergenza ha richiesto l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Gemona del Friuli e Spilimbergo. I pompieri giunti sul posto hanno verificato l'assenza di persone intrappolate all'interno delle carcasse in fiamme per poi procedere con l'estinzione del rogo. Gli occupanti delle 2 autovetture sono riusciti fortunatamente a mettersi in salvo uscendo in modo autonomo dai propri mezzi e sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118. Purtroppo, nonostante la tempestività dei soccorsi, per il conducente della moto non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno dovuto constatare il decesso del motociclista sul luogo dell'incidente. La vittima è un 56enne di San Vito al Tagliamento, che è praticamente morto sul colpo. L'area dell'incidente, un tratto nevralgico della strada regionale 453, è rimasta interdetta al traffico a lungo per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La dinamica esatta del terribile sinistro è al vaglio delle autorità competenti che dovranno ricostruire i momenti che hanno portato a questa ennesima tragedia sulla strada.